c'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pari col cuore. Lo sanno da sempre, lo sanno comunque per breve. C'è stata chi l'ha presa sul serio e chi invece si è goduta la città, non disdegnando magari una sosta caffè. La gioia, il divertimento, l'amicizia hanno accomunato 11.691 donne, una partecipazione da record che fa di Treviso in Rosa una delle corse al femminile più partecipate d'Italia, oltre che un evento senza precedenti nel panorama podistico trevigiano. Partenza alle 9.30 in punto in viale Bartolomeo d'Alviano ai piedi delle mura e poi via lungo le strade e piazze del centro storico. Il serpentone di podiste e camminatrici ha impiegato circa 25 minuti per oltrepassare la linea di partenza. Il colpo d'occhio dall'alto delle mura ha lasciato a bocca aperta. Veramente al di là di nostre più rosee aspettative abbiamo chiuso il giorno 26 aprile. Avevamo superato abbondantemente le 10.000, poi facendo i conteggi con calma siamo arrivati a 11.600, abbiamo dovuto dire no a tantissima gente, veramente un grandissimo successo alla terza edizione. Ci aspettavamo un'adesione ma non così grande. Io alla terza edizione che partecipo anche come sponsor e il primo anno c'erano 3.000 persone. L'anno scorso erano quasi 6.000, quest'anno quasi 12.000, quindi direi che è esponenziale, quindi sicuramente speriamo che l'anno prossimo ce ne siano 20.000. Ci siamo un po' assemblate con mamme, bambini, e quindi insomma abbiamo fatto un bel gruppo. Noi come simbolo avevamo il palloncino. E è stata una bellissima manifestazione, ci siamo divertite, ci siamo un po' perse perché abbiamo fatto tappa in pasticceria, però siamo ancora qui e adesso raggiungiamo e abbiamo una grigliata che ci aspetta. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Guarda che non venga macchino 5, Premiati i gruppi più numerosi, in testa la sezione trevigiana di Lilt con ben 678 partecipanti, a seguire il gruppo Tomasoni e la palestra 2B Gym. Festa doppia dunque per la Lilt, la Lega per la lotta contro i tumori che anche quest'anno ha patrocinato Treviso in Rosa, mettendo a disposizione materiale divulgativo su corretti stili di vita, sana alimentazione ed educazione alla prevenzione. Noi promuoviamo sempre l'attività fisica, che è una pratica, uno stile di vita corretto che aiuta a mantenersi in forma, ma anche ci sono evidenze scientifiche che contribuisca a ridurre l'incidenza di tumori e l'incidenza delle recidive. Quindi lo sport fa bene, lo sport aiuta a mantenersi in salute e manifestazioni come queste promuovono senz'altro quelli che sono gli obiettivi della LILT. Una parte del ricavato da parte degli organizzatori viene donata per l'allestimento di un ambulatorio per la prevenzione del tumore al seno e diagnosi precoce nella nuova sede che andremo ad allestire in via Venzone. Abbiamo acquistato una nuova sede, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e comunque anche queste attività di fisica, di attività all'esterno rientrano proprio nelle nostre corde. Sono Rita. Faccio parte della motorizzazione civile, siamo colleghe e abbiamo ritenuto giusto e simpatico e divertente poter affermare la nostra vitalità oggi in questa bellissima giornata, dato che all'interno del nostro microcosmo dell'ufficio abbiamo avuto diverse casistiche di tumori e siamo qui per dire ci siamo, vogliamo combattere e forza, forza, forza. Se molte donne hanno corso e ancora di più hanno camminato, dividendosi equamente fra i due percorsi di 5 e 9 chilometri, c'è stata persino chi è andata sui pattini a rotelle. La sfilata delle quasi 12.000 podiste è stata infatti aperta dal gruppo di pattinaggio amatoriale dello Sporting Treviso, scattato pochi secondi prima delle podiste. Presente anche il gruppo Giocare in Corsia che con 160 volontari presta servizio negli ospedali di Treviso e Conegliano. La nostra attività è di essere presenti dalle 9 del mattino fino alle 22 in animazione nella pediatria di Treviso. È un'attività che viene svolta attraverso laboratori, attraverso giochi e attraverso i clown e la lettura delle fiabe. È un'attività che ci ha portato come esempio, per esempio,
ad andare in Ucraina a portare il nostro modo di animazione, ed è un'attività svolta da delle splendide ragazze soprattutto, perché dobbiamo dire che la nostra forza è fatta di donne e siamo 160 volontari nell'ospedale di Treviso. L'entusiasmo delle quasi 12.000 donne, capitanate da nonna Anna, la 93enne che vediamo nelle immagini girate all'arrivo, ha contagiato gli stessi organizzatori di Treviso in Rosa e ora, dopo aver quasi triplicato la partecipazione rispetto al 2016, pensano ancora più in grande. 11.691 partecipanti non rappresentano più un punto d'arrivo, ma di partenza. Ho fatto lo speaker oggi, ho questa bellissima possibilità e di fatto ho chiesto alle ragazze presenti che se si sono trovate bene di portare una persona a cui vogliono bene, ed è un po' la chiave di lettura del successo di quest'anno. Quest'anno mi hanno preso in parola, avevo chiesto una l'anno scorso che erano 4.500, ne hanno portate 2, bellissimo, bellissimo. C'è un entusiasmo pazzesco di gioia, di energia positiva, per cui ben vengono queste gare. Devo ringraziare gli organizzatori soprattutto, la Treviso Atletica, Filippo Bellini, non mi ricordo tutti gli altri nomi, però li ringrazio tutti di cuore. Siamo garantiti da queste persone che hanno un cuore, e poi quando una manifestazione come questa ha un occhio rivolto ai più deboli, a chi è ammalato, allora trova veramente non una porta ma un portone aperto in questa amministrazione, e io sono orgoglioso di essere al loro fianco.